Silvano Piazza, sindaco di Silea, ha aperto una breccia facendo proseliti. Sia pure con sfumature diverse, i sindaci leghisti della Marca trevigiana fanno sapere che non festeggeranno il 2 giugno insieme al prefetto di Treviso in occasione della cerimonia in programma presso il Teatro del Monaco. L'indicazione è partita da Giorgio Granello, che oltre a essere segretario provinciale del Carroccio è anche sindaco di Ponzano Veneto. Per dare maggiore valenza politica alla protesta, Granello vuole evitare che il gesto dei suoi sindaci appaia di un'unica parte politica e dunque il 2 giugno davanti al Teatro Comunale di Treviso i sindaci indosseranno la fascia tricolore pur senza aderire alla cerimonia ufficiale. Non c'è da festeggiare nulla, senza però disconoscere che comunque è una festa, quella della Repubblica, che ovviamente ha i connotati che vanno rispettati, va rispettata la bandiera, va rispettati i principi. È solo da resettare però il modo di capire che oggi i sindaci che rappresentano il territorio non sono più nelle condizioni di mantenere in essere un sistema che oggi il cittadino non può più vivere, non può più resistere, non sono più garantiti i servizi. Quindi oggi questo movimento di sindaci che si muove autonomo, ci sono già sentimenti anche da altri movimenti, da altri partiti, perché noi riteniamo che oggi devono scendere in campo proprio i sindaci che rappresentano il territorio, indipendentemente dal colore di fede che hanno dentro di loro. Senza distinzione, i comuni umiliati da questo governo devono far fronte comune contro IMU, patto di stabilità e tagli dei trasferimenti da Roma, spiega il segretario provinciale leghista. Non dobbiamo confondere la Repubblica con lo Stato. Oggi si sono invertiti probabilmente il ruolo e c'è lo Stato che invece non riconosce i principi della Repubblica. Qui noi siamo per una Repubblica che funziona, una Repubblica federale